gas metano che però non convince alcuni tecnici. Il capo della Protezione Civile siciliano intanto ha firmato un'ordinanza per avviare delle indagini. 3 anni di mancati interventi, sarà compito di 3 periti nominati dalla Procura ricostruirli sulla base della documentazione già richiesta dal Ministero della Protezione Civile per un'indagine amministrativa interna. Anno giudiziario 2026 a Catania, relazione di quasi 200 pagine con passi importanti sul fronte dell'edilizia e dei processi civili, anche se continuano i problemi legati alla carenza d'organico. A Palermo sotto la lente la violenza e la mafia, a Caltanissetta i dati confermano la presenza di Cosa Nostra sul territorio. Vendevano abbigliamento, accessori e articoli di profumeria contraffatti in diretta Facebook. Sorprese dalla Guardia di Finanza di Ragusa, 2 sorelle di Pozzallo, sequestrati 600 prodotti. Catania si prepara a riabbracciare Sant'Agata e come ogni anno le nostre testate si preparano ad offrire una copertura mediatica senza precedenti. TV, web e social racconteranno la festa minuto per minuto. Numeri record e nuove iniziative digitali confermano. Devoti tutti come l'evento siciliano in diretta TV più seguito in Sicilia. E poi il calcio in Serie B nell'anticipo del venerdì, colpo esterno del Palermo che rifila 3 gol al Bari, a segno le Duaron, Pogliampalo e Ranocchia. Rosanero momentaneamente terzi in classifica. Catania punti da Campo del Potenza contro il Sorrento, gli uomini di Toscano vanno a cercare la 4ª vittoria con l'obiettivo di mettere pressione al Benevento, impegni casalinghi domani per Trapani e Siracusa. Bentrovati al TG Sicilia, la frana di Niscemi allo studio di geologi e ingegneri. La situazione è in evoluzione e si affacciano nuove ipotesi sulla causa, come la presenza di sacche di gas metano, che però non convince alcuni tecnici. Il capo della Protezione Civile siciliano intanto ha firmato un'ordinanza per indagare sulle cause. Emanuela Corsi. A Niscemi la situazione è drammatica e ancora in evoluzione, visto che la frana è ancora attiva. La pioggia incessante non fa altro che aumentare i rischi. Già circa 350 milioni di metri cubi di materiale sono scivolati a valle. Il capo della Protezione Civile siciliano ha firmato un'ordinanza che prevede la realizzazione di un'analisi del rischio idrogeologico nel territorio e di un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto, oltre che la predisposizione di un sistema di sorveglianza. Bisogna fare le indagini geotecniche, le varie indagini in situ, e allora individuare la profondità, l'estensione, lo sviluppo di questa superficie di scorrimento. Tra le cause del disastro si affaccia la teoria del segretario generale dell'autorità di bacino Santoro, che ipotizza che l'innesco potrebbe essere stato favorito dal cedimento di strati profondi del terreno in connessione con la presenza di sacche di gas metano. Non mi sembra molto verosimile il discorso delle sacche di metano. Abbiamo avuto anche di piogge piuttosto intense che sicuramente avranno aumentato il livello delle pressioni neutre, delle pressioni interstiziali. Punterei più su questo. Diversi gli interventi al vaglio degli esperti, tra questi una rete di pozzi drenanti. Abbassare queste spinte, le spinte dell'acqua, potrebbe essere un intervento. Sentivo parlare di chiodature, l'estensione è notevole, anche il costo potrebbe essere notevole. Un'altra cosa che si potrebbe fare è alleggerire a monte e caricare a valle. In ogni caso, sostengono gli esperti, è fondamentale prima conoscere la causa dello scivolamento. 3 periti nominati dalla Procura ricostruiranno 3 anni di mancati interventi a Niscemi. Lo faranno sulla base degli stessi documenti già richiesti anche dal Ministero della Protezione Civile per un'indagine amministrativa interna. Manlio Viola.
29 anni, 9 ordinanze di protezione civile solo fra il 97 e il 2002, stanziamenti per decine di milioni di euro, ma il primo intervento reale, a parte piccoli movimenti e aggiustamenti, è partito solo nel 2023, poco più di 2 anni fa. Si tratta delle opere necessarie al consolidamento e alla sistemazione idraulica del torrente Benefizio. Parte da questi fatti l'inchiesta della procura di Gela, che ha deciso di vederci chiaro sulla frana di Niscemi per capire come si è arrivati alla devastante frana attuale, che ha portato a sfollare 1600 persone e potrebbe far scivolare giù a valle parte dell'abitato niscemese. L'inchiesta senza indagati, che ipotizza il disastro colposo, comincerà dall'acquisizione di una montagna di documenti, ovvero tutti i provvedimenti assunti in questi 29 anni, dalla frana del 97 in poi. La procura di Gela la prossima settimana nominerà anche 3 periti per ricostruire questi 29 anni di presunti ritardi. Sul fronte politico è partita l'inchiesta amministrativa disposta dal ministro Nello Musumeci, che con decreto ha chiesto una verifica sulle medesime carte che vuole vedere la procura, ma non accennano a spegnersi nel frattempo le polemiche sui ritardi negli interventi di prevenzione e sui fondi da usare per l'emergenza, compresi quelli del ponte che il governo ha già escluso. Intanto proprio oggi agli agricoltori della piana di Catania il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, ha anticipato che il prossimo 12 febbraio verranno in Sicilia, su suo invito, tutti i presidenti dei consigli regionali d'Italia. Terranno seduta a Niscemi. Per Galvagno sarà l'occasione per mostrare a tutta Italia cosa è successo davvero in Sicilia e la portata dell'emergenza, perché poche regioni hanno davvero compreso l'entità di quel che accade. E leggiamo insieme un'ANSA: lunedì riapriranno le scuole a Niscemi. Gli alunni delle 2 scuole inagibili per la frana saranno ospitati in altri plessi. E quanto emerge da una riunione del centro di coordinamento soccorsi istituito nella sala della protezione civile della prefettura di Caltanissetta. Il vicario del prefetto ha comunicato che sotto il coordinamento della prefettura sono state espletate diverse attività necessarie a riorganizzare l'apertura delle scuole già per la giornata di lunedì. Paura all'alba al pronto soccorso dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo a causa, sembra, di una perdita dalle tubature idriche della struttura. È crollata una porzione del controsoffitto dell'area di emergenza del nosocomio. Maglio Viola. Paura all'alba al pronto soccorso dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. A causa, sembrerebbe, di una perdita dalle tubature idriche della struttura, è crollata una porzione del controsoffitto dell'area di emergenza del nosocomio. Nel crollo dei pannelli è rimasta ferita una operatrice sociosanitaria che ha riportato una frattura al naso non grave. Il crollo non ha riguardato fortunatamente l'area dove in quel momento si trovavano i pazienti in attesa. Per precauzione le 34 persone ricoverate sono state però trasferite nei reparti che avevano posti letto disponibili all'interno dell'ospedale. Intorno alle 12:30, riferiscono dalla direzione strategica dell'ospedale stesso, la tubatura è stata riparata e il pronto soccorso è tornato pienamente operativo, anche se, precisano, le attività in urgenza non sono mai state sospese. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Policlinico di Catania al pagamento di 1,5 milioni di euro in favore dei genitori e dei fratellini di un bimbo senegalese di 6 anni morto il 10 giugno del 2019 nell'ospedale universitario del capoluogo etneo. La colpa dei medici fu quella di non aver effettuato le necessarie indagini diagnostiche per accertare la patologia sofferta dal piccolo e dunque adottare le terapie adeguate che verosimilmente avrebbero potuto evitare la morte del bambino. E cambiamo argomento. Catania, l'inaugurazione dell'anno giudiziario, un momento di riflessione e confronto, passi in avanti nella gestione dei processi civili, nella digitalizzazione degli atti e sul fronte dell'edilizia. Tonino De Mana. I vuoti di organico che affliggono la magistratura, con inevitabili conseguenze sull'organizzazione degli uffici e sull'andamento della giurisdizione. La devianza giovanile da Guinness dei primati, ma anche passi significativi sul fronte dell'edilizia giudiziaria. La cerimonia per l'apertura dell'anno giudiziario 2026 a Catania è un momento significativo e di confronto, racchiuso in quasi 200 pagine di relazione. Nel distretto etneo il bilancio è positivo, nel penale si è migliorato nei tempi e nell'entità delle pendenze ed ora bisogna lavorare per raggiungere i risultati del civile, come spiega il presidente facente funzione della Corte d'Appello Giovanni Di Pietro. Soprattutto il settore civile ha guadagnato molto dalla presenza anche
degli addetti all'ufficio del processo che si sono inseriti e danno un grosso contributo sia all'attività amministrativa che a quella giudiziaria e hanno assicurato un ricambio generazionale nell'amministrazione che non operava più da almeno 25 anni. Oltre ai lavori in fase avanzata alla cittadella di Viale Africa, passi in avanti si registrano sul fronte dell'edilizia. Il Ministero della Giustizia dopo tanti anni ha acquistato un immobile in Sicilia, a Catania, l'ex Educandato, che sarà destinato a sede degli uffici giudiziari minorili. Per Catania c'è anche il primato nell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione degli atti in tutti gli uffici giudiziari. Anno giudiziario a Palermo, dalla violenza che aumenta in città a Cosa Nostra che indossa giacca e cravatta per controllare appalti e infiltrarsi nel circuito delle energie rinnovabili. Sono alcuni passaggi della relazione del presidente Matteo Frasca. Marco Gullà. Cresce notevolmente la violenza giovanile, la movida diventa sempre più violenta e poi allarme e droga. Sono alcuni passi della relazione del presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca, che questa mattina ha aperto l'anno giudiziario nel capoluogo siciliano. Oltre alle misure repressive e di recupero sociale si pone la sfida più impegnativa: sottrarre tanti ragazzi alla sfera di reclutamento mafioso. Significativo il passaggio di Frasca su Cosa Nostra. Nonostante gli straordinari successi conseguiti nell'azione di contrasto alla criminalità mafiosa, Cosa Nostra non è stata ancora sconfitta e continua a esercitare il suo diffuso e penetrante controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio. Cosa Nostra, inoltre, prova le infiltrazioni in appalti, grande distribuzione, energie rinnovabili e narcotraffico. L'intervento di Frasca, duramente critico nei confronti della riforma sulla separazione delle carriere in magistratura, è stato infine accolto da un lunghissimo applauso. L'attenzione dello Stato sui territori più fragili è una fotografia preoccupante della criminalità nel cuore della Sicilia. A Caltanissetta l'inaugurazione dell'anno giudiziario, dalla vicinanza a Niscemi colpita dalla frana ai dati che confermano la presenza delle organizzazioni mafiose. Il servizio di Rita Cinarti. A Caltanissetta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario si è aperta con un pensiero ai cittadini di Niscemi colpiti dalla frana che in questi giorni ha costretto centinaia di persone a lasciare le proprie case. La Presidente della Corte d'Appello, Domenica Motta, ha sottolineato come oggi la città niscemese rappresenti una delle priorità per l'Italia, ma dalle relazioni emerge anche un quadro complesso e preoccupante. Il distretto nisteno resta segnato da una perdurante vitalità delle organizzazioni mafiose. Le iscrizioni per associazione a delinquere di stampo mafioso sono state 116, in netto aumento rispetto all'anno precedente, mentre 32 riguardano associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti, dati che secondo la Presidente confermano la capacità delle cosche di rigenerarsi sul territorio. Accanto alla criminalità organizzata, forte preoccupazione anche per i reati di violenza sessuale, spesso ai danni di minori e soggetti fragili, in contesti che avrebbero dovuto garantire protezione e cura. Un impegno straordinario infine richiesto dalle indagini sulle stragi mafiose del 92-93. Il procuratore generale Fabio Danna ha ribadito come il contrasto alla mafia e la ricerca della verità su quei delitti restino una priorità assoluta. Resta alta l'attenzione poi sull'area gelese, dove la criminalità organizzata continua a mostrare una forte propensione alla violenza e una preoccupante disponibilità di armi. A Catania assalto notturno fallito al bancomat dell'ufficio postale di San Giovanni Galermo. Ignoti nella notte hanno tentato di far saltare il dispositivo elettronico nel tentativo di raggiungere la cassaforte, senza però raggiungere l'obiettivo. La deflagrazione non ha causato l'effetto sperato e i malviventi sono così scappati su un'auto che si trovava parcheggiata in via San Giovanni Battista. Sulla vicenda indaga la polizia, che sta analizzando i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Vendevano abbigliamento, accessori e articoli di profumeria contraffatti in diretta Facebook. Sorprese per la Guardia di Finanza di Ragusa, 2 sorelle di Pozzallo, sequestrati 600 prodotti. Veronica Barbarino. Dirette Facebook, post e promesse di affari imperdibili. Dietro lo schermo 2 sorelle di Pozzallo che all'interno di un garage di un terzo indagato avrebbero messo in vendita online a prezzi stracciati prodotti di grandi marchi italiani ed esteri risultati contraffatti. Un vero e proprio mercatino digitale del falso smantellato dalla Guardia di Finanza di Ragusa. Un sistema di vendita studiato nei dettagli, con dirette streaming, commenti in tempo reale ed estrazione a sorte con premi per aumentare le
visualizzazioni. Una strategia social che ha attirato l'attenzione dei militari impegnati nel contrasto alla contraffazione. I finanzieri della tenenza di Pozzallo, infatti, sono risaliti all'identità delle due donne e alla base logistica, dove è scattato l'intervento che ha permesso di scoprire un negozio improvvisato con scaffali pieni di scarpe, giubbotti, cinture, pantaloni, portafogli, profumi e cosmetici, tutto contraffatto. Oltre 600 gli articoli sequestrati, anche a seguito delle perquisizioni nelle residenze delle due sorelle. 3 le persone denunciate per ricettazione e commercio di prodotti falsi. Le indagini non si fermano. Adesso tocca ricostruire la filiera del falso e la rete dei clienti, per i quali sono previste sanzioni amministrative. Weekend di maltempo in Sicilia, allerta gialla, vento forte e mareggiate. Adelaide Barbagallo. Il mese di gennaio si chiude all'insegna del maltempo. La Protezione Civile regionale ha diramato allerta meteo gialla per tutta la Sicilia per la giornata di oggi, con condizioni instabili che si protrarranno anche domani. Un'allerta che fa crescere la preoccupazione nei centri colpiti dal ciclone Harry e a Niscemi per la frana, che si teme possa avere altri importanti e repentini scivolamenti. Le previsioni parlano di una fase perturbata destinata a interessare l'isola per 24-30 ore, con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporale, accompagnate da forti raffiche di vento e attività elettrica. Le precipitazioni saranno più frequenti e intense, spiega Alfredo Ragonese di Meteo Sicilia, sul versante ionico nord-orientale. Le temperature si stanno abbassando, scenderanno sotto i 5 gradi nelle province interne come Enna e Caltanissetta, i valori più alti tra Palermo e Messina. Una fitta nevicata è caduta sull'Etna e il vulcano stamattina si è presentato imbiancato. Le piogge diventeranno più intense nella serata e ci saranno anche venti forti che domani diventeranno di tramontana quando le piogge si sposteranno sul versante tirrenico e messinese, con un miglioramento previsto al sud della Sicilia. Quindi una risalita di aria calda farà alzare le temperature. Lunedì il vortice ciclonico avrà lasciato l'isola e ci sarà sino a martedì un clima più mite. La frana di Niscemi e la sicurezza urbana con le violenze di baby gang e parcheggiatori abusivi sono i temi principali della nuova puntata de Il Punto, l'approfondimento di Luca Ciliberti che andrà in onda oggi in diretta subito dopo la partita del Catania su Telecolor e domani alle 14 su Antena Sicilia. Tra gli ospiti il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, l'europarlamentare Stancanelli e la senatrice Daphne Musolino. E Catania si prepara a riabbracciare Sant'Agata e come ogni anno le nostre testate si preparano ad offrire una copertura mediatica senza precedenti. TV, web e social racconteranno la festa minuto per minuto. Numeri record e nuove iniziative digitali confermano Devoti Tutti come l'evento siciliano in diretta TV più seguito in Sicilia. Eva Spampinato. L'attesa cresce di giorno in giorno, Sant'Agata sta per ritornare tra i suoi cittadini e noi siamo pronti a raccontare il grande abbraccio collettivo di una festa di popolo e devozione, un giubileo del cuore, dello spirito ma anche delle strade in festa, ed è lì che saranno le telecamere di Antenna Sicilia, Telecolor e Sicilia Web insieme alla squadra di giornalisti, conduttori e social team che dal 3 al 6 febbraio racconteranno in diretta minuto per minuto lo svolgersi della processione che attraversa le strade di Catania, un impegno che si traduce in numeri importanti come quelli realizzati durante l'edizione dello scorso anno di Devoti Tutti. Oltre 2.400.000 telespettatori diversi, più di 6 milioni di visualizzazioni complessive e un picco di oltre 320.000 spettatori simultanei. Una copertura che va oltre la televisione. La diretta streaming sul sito siciliaweb.it l'anno scorso ha totalizzato oltre 6 milioni e 200 minuti visti, mentre sui social si contano oltre 3.200.000 visualizzazioni con più di 35.000 interazioni tra Facebook e Instagram. In totale oltre 6 milioni di contatti tra TV, web e social, numeri che confermano la nostra diretta della festa di Sant'Agata come l'evento siciliano più seguito in televisione in Sicilia e il più visualizzato sul web. E proprio dal web, dai social, quest'anno arrivano novità per l'edizione 2026 di Devoti Tutti. Una serata speciale il 3 febbraio a teatro sul palcoscenico del Gatto Blu. Punto Agata è la
possibilità di seguire le dirette tramite l'app Sicilia Web. Insomma, Devoti tutti è il risultato della dedizione di un grande gruppo editoriale e di una squadra di giornalisti che anno dopo anno raccontano con passione, rispetto e professionalità una tradizione che unisce Catania, la Sicilia e i siciliani nel mondo. Ascolti al top e social da record. Sant'Agata è di tutti, ovunque ci sia un siciliano. Da una novella di Giovanni Verga, Capinera, lo spettacolo in scena oggi e domani al Centro Zoo di Catania per raccontare le libertà negate. Orazio Longo. Oltre la fame e la sete. Le gabbie come simbolo delle costrizioni che segnano la vita, riflessione universale sulla libertà negata. Capinera è lo spettacolo presentato da Palco Off al Centro Zoo Culture Contemporanee di Catania. Sul palcoscenico Rosy Bonfiglio a raccontare la storia di Maria, giovane costretta alla monacazione forzata dalla matrigna e dalla debolezza del padre, ambientata nella Catania di fine Ottocento, la Catania di Giovanni Verga, dalla novella da cui è tratta ma riadattata con una regia dal taglio dichiaratamente contemporaneo. La narrazione è un flusso sonoro e fisico dove la musica elettronica, la voce e il corpo dell'attrice si intrecciano in un'esperienza sensoriale unica con la scena che diventa un campo di battaglia tra il corpo e la mente. Lo spettacolo, vincitore del premio Palco Off al Fringe Italia Off 2024 e di una menzione speciale di retablo, nasce nel 2016 vincendo il bando del Teatro Studio 1 di Roma. Adesso una pausa, tra poco lo sport, rimanete con noi. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Palermo strapazza il Bari al San Nicola 3-0 e 3 punti pesanti per la compagine rosanero, temporaneamente terza, a segno nell'anticipo di ieri sera Leduaron, Poyampalo e Ranocchia. Marco Gullà. Il Palermo domina, vince e convince. Al San Nicola netto 3-0, i rosanero tengono al guinzaglio il Bari e mettono in cascina 3 punti che sono un segnale chiaro al campionato. Ieri sera nell'anticipo la formazione di Inzaghi non ha mai sofferto. Dopo un primo tempo tenuto sotto controllo, nella ripresa Leduaron ha dato il via alle danze, poi raddoppio di Poyampalo e rigore finale di Ranocchia. Un 3-0 che mette pressione alle prime della classe. Il Palermo c'è e vuole giocarsi fino in fondo le chance di promozione diretta. Riavvolgiamo il nastro, Inzaghi inserisce Leduaron assieme a Palumbo e Poyampalo. Il primo squillo arriva proprio con il francese che con un sinistro al volo sfiora il palo alla sinistra di Cerofolini. L'occasione più ghiotta arriva però sui piedi di Bani. Segre tira in porta, Cerofolini respinge e la palla arriva sui piedi del difensore che a porta praticamente spalancata spreca clamorosamente l'occasione del vantaggio. Poi Ranocchia da buona posizione non c'entra la porta. Ripresa 57esimo, Ceccaroni di prima intenzione pesca Leduaron sul secondo palo. Terzo tempo perfetto del francese che insacca di testa alle spalle di Cerofolini e vantaggio Palermo. La formazione di Inzaghi non sbaglia nulla e gioca al gatto col topo. Il Bari non esiste. Arriva così il raddoppio, palla illuminante di Palumbo per Poyampalo che di testa buca Cerofolini tra due centrali biancorossi. Il finlandese si fa anche male, uscirà poco dopo per precauzione. C'è tempo anche per il rigore conquistato da Giasi che batte magistralmente Ranocchia. 0-3 e Palermo che sfiora anche il quarto gol nel finale. 3 punti pesanti, i rosanero ruggiscono in attesa dei passi falsi delle dirette concorrenti. E tra poco il Catania in campo neutro a Potenza contro il Sorrento. Sentiamo le ultime dal nostro inviato Marco Carli. Stadio Alfredo Viviani, un impianto che sta diventando abituale per il Catania in questi anni di Serie C. Oggi l'impegno alle 14:30 è in casa del Sorrento che gioca in questo campo a Potenza a circa 150 km proprio da Sorrento. La squadra campana arriva a questo incontro dopo 2 sconfitte pesanti consecutive, ma ha vinto qui al 10 di gennaio l'unica partita casalinga della sua stagione con il Foggia.
Perugia. Il Catania, lo sappiamo, arriva invece da 3 vittorie consecutive e vorrebbe centrare il poker proprio qui a Potenza contro appunto la squadra sorrentina. Ci saranno tanti tifosi del Catania a seguire la squadra, un po' come è stato a Monopoli, quello che Toscano vuole, il ritorno dei tifosi a seguire la squadra anche in trasferta, e un po' qui sarà come giocare in casa. Per tutte le ultime notizie, comprese le formazioni, vi aspettiamo su Telecolor fra pochissimo a partire dalle 14 con diretta stadio. Impegni casalinghi domenica per Trapani e Siracusa. I Granata ospitano al provinciale l'Altamura, gli azzurri al De Simone il Crotone. Sergio Colosi. Trapani e Siracusa, gemelli nelle disavventure ma distanti nel rendimento, domenica tornano in campo per misurarsi rispettivamente contro team Altamura e Crotone. 11 cessioni e 9 acquisti nel mercato Granata condizionano non poco le scelte di formazione di Aronica, che potrà contare sul rientro per fine squalifica del centrocampista Marcolini. Il periodo è positivo con 3 vittorie, Casarano, Sorrento e Casertana, e il KO di Latina nelle ultime 4 giornate. Antonini lancia messaggi distensivi alla tifoseria, aprendo la gradinata a 3 euro, un invito per ripartire insieme con l'obiettivo salvezza, anche se il presidente ha parlato di play-off. Penalizzazioni e riduzione degli investimenti pesano non poco, ma in campo il Trapani cerca nuove conferme contro l'Altamura, che delimita il centro classifica. Stessi problemi per il Siracusa, aggravati da 3 sconfitte consecutive, Monopoli, Cerignola e Benevento, che hanno allontanato il traguardo stagionale. Gli azzurri inseguono il riscatto al De Simone contro il Crotone, alla ricerca del miglior piazzamento possibile in chiave play-off. Panchina per gli ultimi acquisti, mentre farà parte dell'11 titolare Di Paolo, appena ceduto al Cagliari, ma in Sicilia fino alla conclusione del torneo. E per questa edizione è tutto. TG Sicilia torna alle ore 20. Grazie per averci seguito e buona giornata.